Il sindaco Luigi Brugnaro difende la sua vice Luciana Colle nella bufera per aver condiviso su Facebook un post pesantemente critico verso Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Dovrebbe chiedere scusa alle famiglie dei ragazzi ai quali il fratello spacciava la droga, recita il pensiero rilanciato dalla vice sindaca, che precisa di aver espresso una propria opinione personale, slegata dal suo ruolo di amministratore. PD e lista Casson parlano di attacco vergognoso e promettono di portare la questione in consiglio comunale, ma il sindaco invita ad abbassare i toni. Lei mi pare che ha rilanciato un post dove dice che la sorella di Cucchi ha ricevuto le scuse dello Stato e dei carabinieri ufficiali. E poi dice sì, ma anche lei dovrebbe scusarsi perché suo fratello spacciava. Io non so se il fratello spacciava, questo non lo so. Però se spacciava, il problema c'è. Perché allora io penso ai genitori di quelli che compravano la droga dal fratello, non è che stiamo parlando di un santo. Allora, detto che le scuse erano ufficiali e doverose e la giustizia farà il suo corso, non vedo quale sia lo scandalo per una persona sul suo social esprime un libero pensiero. Se no non siamo più neanche in libertà. Quello che è accaduto a Stefano Cucchi, riconosce la stessa Colle, è stata una nefandezza per la quale c'è chi deve e dovrà pagare. Ma mi sembra che si stia speculando quando una situazione, sia pure molto dolorosa e sofferta, sta finalmente per essere definita. Certo che c'è una problematica, adesso sta cosa mi sembra che andrebbe un pochettino smorzata, detto che la ragazza aveva ragione, la sorella di Cucchi ha ragione, lo dicono i processi, sembra adesso non è ancora arrivata la sentenza, ma mi sembra evidente, è stata picchiata, se è stato picchiato il ragazzo, è morto per quelle lesioni, c'è la magistratura a fare, ma noi non possiamo cercare la vendetta o lo sproloquio continuo e costante, ci sono anche non so, migliaia e migliaia di carabinieri e di poliziotti tutto il giorno sono sulla strada, magistrati che tutto il giorno fanno il loro lavoro. Allora adesso io direi anche di abbassare i toni e ognuno rispetti il lavoro degli altri.